Non è una giornata storica, perché è un disegno di legge che deve ancora essere presentato alle regioni, che poi dovrà andare in Parlamento, che dunque dovrà essere portato in commissioni. All'interno delle commissioni verranno chiamati chissà quanti mondi, no? Bisogna trovare un equilibrio, bisogna portare poi di nuovo tutte le decisioni in aula e dopo il voto di aula nel primo passaggio, nel secondo aula del Parlamento e via dicendo. Ecco, io temo che quello che è stato sbandierato ieri come una giornata storica non concluderà nulla di buono, perché nel momento in cui utilizzi un tema così importante per dire che devi portare a casa 23 materie invece di concentrarti nelle 5-6 che davvero servono i veneti, e beh, rischi di fare un buco sull'acqua. Per il Partito Democratico l'approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL Calderoli sull'autonomia non segna un passo in avanti, anzi per Idem rischia di affossare quanto fatto dai precedenti governi. Per Giovanni Zorzi questa bozza rappresenta una minaccia che rischia di spaccare il paese, ma non ci convince, continua il segretario per la provincia di Treviso, nemmeno dal punto di vista pratico e procedurale. Il percorso dal punto di vista procedurale, dal punto di vista regolamentare è talmente contorto che è fatto apposta perché questo non abbia nessun esito. E quindi è chiaramente per noi irricevibile. Noi chiedevamo e chiediamo e chiederemo che vengano escluse alcune materie, tra cui la scuola, oltre al residuo fiscale. Quindi impostare un percorso che sia un percorso ragionevole, coerente con quello che sono i principi costituzionali, sembra che sia stato fatto apposta esclusivamente come bandiera da sventolare per le elezioni regionali. Lettura simile per la pentastellata Erika Baldin, che non nasconde le sue perplessità dopo il passaggio di ieri. Io credo che se ne stia parlando ora e questa bozza arrivi oggi, anzi ieri in Consiglio dei Ministri per una questione di campagna elettorale prossima che riguarda anche la Regione Lombardia e penso non assisteremo a null'altro di più. Questa bozza è stata modificata, rivista svariate volte, siamo alla quarta riscrittura e ancora si annunciano modifiche, quindi da qui in avanti la strada da fare è tantissima e non senza ostacoli.